Si è svolto a Venezia il sesto e penultimo appuntamento del progetto Approccio all'Export, un percorso gratuito diviso in 7 tappe, una per ogni provincia del Veneto, e che si inserisce negli interventi di promozione economica e internazionalizzazione della regione del Veneto in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto, un'iniziativa avviata con lo scopo di porsi al fianco del sistema imprenditoriale veneto nell'approccio ai mercati internazionali attraverso indicazioni pratiche e riferimenti utili, specialmente nel periodo post-pandemia che ha creato ingenti danni al sistema socio-economico a livello mondiale. Quello che stiamo cercando di portare avanti anche attraverso Sidex è questa opportunità per tutti i nostri imprenditori di avere informazioni di prima mano, informazioni vere e trasparenti, perché purtroppo nei mercati internazionali assistiamo a dei fenomeni di fakes che veramente possono disorientare i nostri imprenditori, ed ecco quindi il primo ruolo importante della nostra Agenzia per l'Internazionalizzazione è quello di informare, e a fianco a questa informazione poi dobbiamo formare, ed ecco quindi Sidex, appunto, che come la parola stessa dice, il lato luminoso dell'Export, in quanto riteniamo che l'Export possa veramente rappresentare un punto di sviluppo delle nostre imprese, soprattutto in Veneto, da sempre vocato all'internazionalizzazione. E la terza gamba di questa attività ovviamente è l'utilizzo delle nuove tecnologie. Noi per esempio abbiamo messo a punto un sistema che si chiama Digital Showroom, che è collocato presso la Fiera di Padova e che consente ai nostri imprenditori di poter presentare il loro prodotto in tutto il mondo utilizzando le migliori tecnologie possibili. Quindi vuol dire anche il credito alle nostre imprese. Dobbiamo agire come sistema, in poche parole affiancare alle eccellenze produttive dei nostri imprenditori un'eccellenza di sistema. Un percorso dunque che vuole dare strumenti utili alle imprese che guardano ai mercati esteri come opportunità di crescita, ma che per essere competitivi hanno bisogno di unicità e creatività, e in questo il Veneto ha grandi capacità con oltre 28.000 aziende esportatrici. Realizziamo delle attività ovviamente in questa fase solo e principalmente via web, con seminari, convegni anche su aspetti molto specifici, molto tecnici, perché questo ci chiedono le imprese. Si aprono questi nuovi mercati, queste nuove esigenze rappresentate dal mondo russo. Sapete benissimo che a livello internazionale il Made in Italy è sempre e comunque molto richiesto, che ne possiamo pensare noi che stiamo in Italia, ma effettivamente il sound Made in Italy è sicuramente una cosa che viene raccolta in tutto il mondo, in Russia in modo particolare. Tra rapporto, costo ed efficacia, dopo il Covid il mondo non sarà come prima dell'emergenza sanitaria. Per questo cambiano le modalità delle aziende, che devono anticipare i tempi e gli scenari per poter essere competitivi a livello nazionale e internazionale. La parte più importante e più difficile è quella di fare una buona analisi dei mercati, e l'altra cosa a cui stare molto attenti è analisi e obiettivi ben chiari, quantificabili, precisi, condivisi con le persone con cui si lavora, quindi con i collaboratori. E di sicuro fidandosi di chi lo sa già fare, e qui ci sono degli enti che lo fanno di lavoro, le Camere di Commercio, l'ICE, che possono garantire dati attendibili e basati sull'oggi, non sul ieri. Quindi pensare fuori dagli schemi e prendere ispirazione da altri ambiti, non dai concorrenti, ma da altri mondi, altri settori, compresa l'arte, comprese le scienze, studiare le neuroscienze. Ci sono moltissimi ambiti da cui prendere delle idee.